Ciao a tutti dai Sterzili. Oggi è il 16 gennaio e questo è il secondo video dedicato a Sant'Antonio. Stavolta riguarda un argomento di Sterzili. Se siete curiosi, allora io, Benica di Gontu. Ciao a tutti dai Sterzili da Sanzini Nera. Sono in compagnia del nostro gatto. Guardate com'è bella la nostra gattina. Vi ho detto tante volte che io sono devotissima di Sant'Antonio Abate, di Sant'Antonio di Padova e di Santa Rita di cui porto il nome. E diciamo che in ordine di tempo sono così: Sant'Antonio, Santa Rita, Sant'Antonio Abate, perché mi hanno battezzato durante questa festa, e Sant'Antonio di Padova, che mi ha dato il dono di ritrovare gli oggetti smarriti. E ben lo sanno qui a Sterzili, che ho trovato veramente degli oggetti che erano scomparsi nei luoghi più assurdi, e sono riuscita ad aiutare le persone a ritrovarli, oppure li ho proprio ritrovati io. La devozione a Sant'Antonio qualche anno fa mi ha portato a far sì che, quando si è formato il gruppo folk, l'ultimo, quello che è ancora attivo, io abbia insistito talmente tanto che alla fine l'abbia spuntata, perché comunque erano in tantissimi d'accordo, a far sì che questo gruppo prendesse il nome di Sant'Antonio Abate. Perché si chiama Sant'Antonio Sufogo? Perché prima i festeggiamenti di Sant'Antonio avvenivano il 16 gennaio a Genidda, e così l'aveva conosciuto mia nonna, che oggi avrebbe avuto oltre 100 anni, ma fino agli anni 2000, insomma quegli anni lì, è stato spostato magari da Genidda ad altre piazze per via della catrame, eccetera, però si rispettava il giorno. Dopodiché hanno iniziato a festeggiarlo il sabato successivo al suo giorno, se per esempio il suo giorno capitava di domenica, perché il sabato ci sono più persone, e quindi la festa, tra virgolette, è più bella. Ora, io sono contrarissima a spostare i festeggiamenti dei vari santi, però quel che vi voglio dire non è questo, quanto al fatto che è la festa che unisce tutti. Pensate che ci sono dei miei paesani che vengono dal di là del mare, dal continente come diciamo noi, apposta per trascorrere questa giornata in piazza, durante la quale viene offerta la cena dal comitato. Ci sono persone che offrono i liquori, dolci, la collaborazione, qualunque genere di aiuto per far sì che questa giornata, questa serata sia bellissima e indimenticabile. Si sta tutti insieme, come dico io, uniti sotto lo stesso cielo, davanti alle scintille, ai cepi scoppiettanti, a mangiare prelibatezze, degustare ottimi liquori, ma soprattutto a raccontarci, a cantare, a ballare, a divertirci e stare bene insieme. Che cosa possiamo volere di più da questa festa? Lo stare insieme. E quindi, siccome i gruppi folk nascono appunto come gruppo che va in giro, che racconta, che si presenta, secondo me era il nome più adatto. Non so cosa ne pensiate voi, ma io la penso così. Vi saluto, ringrazio tutti i miei colleghi del gruppo che avevano votato a favore di questo nome, senza nulla togliere a Sant'Antonio di Padova, che era uno dei candidati, ma c'erano anche altri nomi, ma continuo a pensare che sia stata la scelta migliore. Da Esterzili vi saluto, ciao, a Zibilisanus!